Cari telespettatori, bentornati su questa rete e soprattutto su Medicina a Confronto. Non parliamo di medicina, parliamo di sanità, ma parliamo di sanità perché c'è una preoccupazione, è una preoccupazione non mia ovviamente, dei cittadini. Noi ci stiamo accorgendo che la programmazione sanitaria del Veneto, di cui eravamo contenti, dopo 16 anni rifatto il sistema di programma, addirittura la spending review l'avevamo anticipata e compagnia bella, il Veneto è fermo, la sanità del Veneto è paralizzata. Non capiamo il perché. Allora mi sono permesso di chiedere ai consiglieri regionali del Veneto, che fanno parte della Commissione regionale della Sanità, la quinta commissione, un loro parere. Vi presento gli ospiti di questa sera, che non sono tutti, ma rappresentano ovviamente la Commissione, perché abbiamo pochi posti in TV per occuparli. Allora abbiamo ovviamente il Presidente della Commissione Sanità, che è il consigliere regionale Padrin del PDL, grazie di essere qui. Il Vicepresidente della Commissione Sanità, il Claudio Sinigallia, che è qui, che è del PD. Abbiamo gli altri due componenti, abbiamo il dottor Antonino Pipitone, e tra l'altro è anche medico, quindi ci darà delle risposte anche piccanti su alcuni problemi, che è dell'IDV, e Pietrangelo Pettenò di Rifondazione Comunista. Questi signori, tutti d'accordo, ma tutti d'accordo, hanno dato l'esempio di che cosa significa lavorare insieme per il bene della nostra società civile, quella veneta. Hanno costruito e licenziato e portato in Consiglio regionale la riforma della sanità, il programma dei prossimi anni, dopo 16 anni che era lì ferma questa programmazione. Cosa è successo? Da allora non abbiamo saputo più niente, come spesso succede. Porto delle Nebbie, qual è il Porto delle Nebbie? La Giunta, vero Pietrangelo Pettenò? Sì, no, è inspiegabile, adesso io non sono un frequentatore della Giunta, quindi magari qualche notizia dell'interno della Giunta, magari qualcuno spero. Ma in Consiglio ne parlate, no? Non viene più fuori niente? Devo dire, è stato fatto, anche se in maniera insufficiente, una protesta, ed è stata fatta anche in Commissione, grazie anche spesso alle sollecitazioni del Presidente Padrin, che devo dire aveva dato atto che ha sollecitato proprio per difesa del lavoro che è stato fatto in Commissione, in Consiglio. Tutti insieme, tra l'altro. Tutti insieme, tanti mesi fa. Dopodiché, siccome questa era anche una programmazione, finalmente si diceva che doveva mettere in questo momento difficoltà, anche di, diciamo così, necessità di ancora più degli anni passati di razionalizzare le strutture, le dotazioni, quindi tentare di capire come, anziché diciamo così passare, insomma io dico così, passare dai tagli ai risparmi, quindi tentare di ottimizzare una serie di cose. E quello il piano, era questo che attendavamo, e lì bisognava misurarsi su questo, e invece è sparito tutto. Uno dice: ma allora non volete risparmiare o avete paura che risparmiare vuol dire effettivamente entrare nel merito delle questioni vive e scottanti di alcune scelte magari del passato. Allora parlo adesso con Nino Pipitone, poi saliamo, parliamo con i componenti. Nino Pipitone, allora, cosa è successo? Con te abbiamo parlato in una trasmissione precedente, allora la razionalizzazione, i servizi di diabetologia negli ospedali che devono uscire sul territorio, il sociosanitario, quindi la territorialità della sanità, la sanità diffusa, la qualità, la prevenzione. Ma ste schede che fine hanno fatto? Appunto, come diceva il collega Pettenò, bisognerebbe chiederlo al Presidente Zaia, all'assessore Colletto e al segretario generale Mantoan, ma soprattutto alla parte politica. Le schede non saranno messe non arriveranno in commissione, quindi poi in consiglio, per un semplice fatto, poiché ci sono le elezioni, quindi per una questione esclusivamente politica, le schede vengono messe per adesso in un cassetto. Senti, ma ai malati, le schede, glielo spieghiamo cosa sono i primariati che ci sono nei vari ospedali. Primariati, le strutture strutture più importanti. Quindi bisogna che capiamo, quindi è una cosa molto delicata. Significa per esempio che in un ospedale, nell'ospedale di Este, togliamo l'ortopedia, no? Per esempio. Siccome le previsioni sono quelle di fare molti tagli, e che non sono in linea col piano sociosanitario, perché il piano sociosanitario è vero che dà delle indicazioni sul razionalizzare e sul rivedere un progetto sanitario diverso e migliore per il Veneto, ma nei fatti ma il piano sanitario non dice che bisogna tagliare servizi, mentre qua oggi noi ci stiamo approntando in Veneto a tagliare purtroppo tante strutture e anche tanti servizi sanitari e sociali. Cioè questi tagli non vengono fatti, questi risparmi non vengono fatti solo perché ci sono le elezioni in arrivo? Le schede non vengono, a mio avviso, questa è la mia opinione, ma penso poi non vengono fatte per una questione
questione esclusivamente politica, poiché quando si faranno le schede dimostreranno che si taglieranno vari reparti e quindi tutta una serie di strutture. Adesso è meglio non parlare. Adesso è meglio non parlare perché siamo incapacitati e si perdono voti. Un solo esempio faccio. Ha deciso la Giunta con una delibera che adesso un particolare tipo di cure per l'epatite C si fa solo nei grandi ospedali, mentre prima si faceva anche in ospedali più periferici. Quindi significa che tanti ammalati di epatite C adesso dovranno sobbarcarsi le spese e il disagio di andare in posti più lontani per avere. È giusto e sbagliato? Poi ne parliamo. Fatto sta, è un piccolo esempio di cosa significa anche cambiare un po' la struttura e cosa può ricadere poi sui cittadini anche in termini di qualità di vita. Allora, i cittadini saranno liberi di farsi la loro opinione, è il mio compito di chiedervi che cosa ne pensate. Claudio Sinigaglia, vicepresidente. Vicepresidente della Commissione, però la tua carica di vicepresidente è una carica che ti pone comunque primus o secondo, inter pares, perché so che andate molto d'accordo in commissione, cioè discutete, ma alla fine trovate. Si lavora assieme. Si lavora assieme. Allora, anche punti di vista diversi. Certo, i punti di vista diversi, però hanno licenziato un piano di programmazione. Questo piano di programmazione si è contrapposto però evidentemente, perché portava qualcosa di accompagnamento, delle linee di accompagnamento, contrapposto al potere più centrale della Giunta, cioè che dovrebbe poi essere esecutiva. Cioè, a un certo punto, nella discussione consiliare, c'è stato un ricorso al Consiglio di Stato. Che non sia questo anche che vi ha paralizzato? Ma ci ha momentaneamente interrotto il lavoro di decisione per quello che riguarda le strutture ospedaliere, la programmazione delle strutture ospedaliere e anche il potenziamento delle strutture del territorio. Perché la grande novità del piano sociosanitario nuovo 2012-2016 è il potenziamento del territorio, la riclassificazione delle strutture ospedaliere e il potenziamento delle strutture del territorio, anche della medicina di base, che ha un ruolo sicuramente importantissimo, primario, chiamiamolo così, visto che si parla di cure primarie. È stato superato, era stato fermato questo piano, alcune sottolineature fatte dal governo era stato impugnato dal governo su un paio di punti, però abbiamo legiferato nuovamente in Consiglio regionale e quindi abbiamo aggiustato. Il parere obbligatorio e vincolante della Commissione sulle schede è solo parere obbligatorio, non è più vincolante, è stato impugnato su questo, abbiamo modificato. Vincolante è stato impugnato perché? Perché c'era la diminuzione di No, perché potere. chi gestisce e chi programma, la gestione è della Giunta, la programmazione del Consiglio. Semplificando, ecco, così facciamo questo passaggio. L'altro era sulla nomina del direttore generale della sanità e del sociale, di competenza in questo caso di Zaia, non del Consiglio regionale, ed è stato aggiustato anche questo, però ormai sono passate settimane da questo ulteriore momento che abbiamo vissuto in Consiglio regionale, abbiamo approvato questa nuova legge, abbiamo quindi dato una risposta, non è possibile quindi nessun ricorso di fronte a delle scelte che si potevano fare e potevano essere impugnate magari da qualcuno che si sentiva parte lesa, magari qualche privato nella ristrutturazione che si sentiva parte lesa poteva appunto ricorrere. Poi che cosa è successo? Bisogna nominare i direttori generali. Allora, i direttori generali sono stati nominati. E poi che cosa succede? Siccome, come diceva il collega Pipitone, ci sono decisioni che faranno piacere a qualcuno, faranno piacere ad altri, sicuramente nella riclassificazione, nella ristrutturazione, nella dismissione di qualche polo ospedaliero ci saranno comitati, ci sarà il territorio che reagisce, bisogna governare queste scelte, spiegare le decisioni. No. Allora, la paura di non riuscire, visto che ci sono le elezioni che arrivano fra poco, fa sì che questa scelta, che è una scelta importante, il secondo tempo della partita, perché ho sempre detto il primo tempo è stato quello della programmazione, della stesura del piano sociosanitario. Il secondo tempo è quello delle scelte. È chiaro che la Giunta deve fare le scelte, dopo ci sarà il parere della Commissione in ogni caso di fronte a queste scelte, però è un secondo tempo importante che deciderà del futuro degli ospedali, del territorio, eccetera. E la paura sta bloccando. Però che cosa succede? Che di fronte a una diminuzione anche di impegni di spesa che la sanità
ha in questo momento, no? Perché si parla di circa 90 milioni in questo bilancio 2013 rispetto al 2012, invece di riorganizzare il sistema in modo tale da risparmiare, tu dai degli obiettivi ai nuovi direttori generali che sono semplicemente dei tagli, quindi vai a fare dei tagli ai servizi perché non hai riorganizzato il sistema, loro sono costretti praticamente per ridurre le spese a tagliare perché non hai riorganizzato assolutamente nulla, quindi ed è questo che stiamo subendo. Non solo, ma si introduce anche nel riparto delle spese del bilancio di previsione 2013 della sanità anche una partita importantissima che è quella dei LEA aggiuntivi. Sì. Parlo di assegni di cura, che sono i soldi che diamo agli anziani, alle famiglie perché l'anziano invece della casa di riposo rimanga a domicilio, sì. Oppure i finanziamenti che diamo ai disabili gravi per la vita indipendente, no? Sì. Perché assumono una persona che consente di essere autonoma invece sì. Di andare anche questa in una struttura. Quindi alla fine è un risparmio, dai qualcosa, ma alla fine per la sanità è un risparmio. Ecco, tutto questo viene messo in discussione perché si dice gli extra LEA, questi LEA aggiuntivi, queste spese importanti per la domiciliarità, ce ne sono anche altre, per esempio sì. A favore dei celiaci oppure per le visite di idoneità sportiva agonistica sì. Per i minori di 18 anni. Queste sono state sospese praticamente fino a settembre del 2013. Vuol dire che insomma, il contenuto fondamentale, uno dei contenuti fondamentali per il sistema sociosanitario, per l'integrazione, viene bloccato, ma a danno della cittadinanza. Certo. A danno delle tasche dei cittadini, perché è chiaro che i cittadini dovranno sborsare di più. Ed è questo che preoccupa. L'indecisione, l'immobilismo, la paralisi delle decisioni porta a un grave danno per i cittadini e soprattutto per la sanità veneta. Io ringrazio perché ha fatto una, vero il dottor Padrini, nonché caro Leonardo Padrini, il famoso Leo, ha fatto una bella disamina Senigallia. Però volevo domandare anche questo. Io so che tu concordi, perché questa è una disamina abbastanza condivisibile. Vabbè, c'è un punto di vista politico probabilmente, però voglio dire questo. Questa maggioranza, che è una maggioranza in cui ha dominato il Presidente della Lega, ha dominato l'idea del federalismo, dell'autonomia regionale, compagnia bella, mi pare che questa autonomia regionale sta venendo meno nel momento della prova dei fatti. Nel momento in cui c'è una elezione politica nazionale, il federalismo dovrebbe dire io mi autogestisco intanto. Cioè da una parte si parla in una maniera, dall'altra si gestisce in un'altra. Si è paralizzati in attesa di quello che succederà a Roma. Io intanto condivido sicuramente l'impostazione del collega Senigallia rispetto al fatto di dire più territorio, meno ospedali e più qualificati. Quindi sull'impostazione ci siamo ed è innovativa. Io sulle schede ospedaliere ho questa opinione, e cioè le schede ospedaliere dovranno essere coraggiose, perché dove la sanità costa molto è una pessima sanità. Noi vogliamo degli ospedali che siano molto efficienti e quindi perché siano molto efficienti nel Veneto ce ne devono essere meno. Vogliamo più servizi nel territorio perché è giusto che i servizi vadano dove sono i cittadini e non vogliamo la migrazione dei cittadini per ricevere i servizi. Quindi secondo me le schede devono essere coraggiose e vanno spiegate per il fatto che sono coraggiose, e cioè non può essere una lobby di tipo sindacale o di tipo categoriale, o non possono essere i fornitori di un ospedale quelli che lo difendono se l'ospedale non serve perché è troppo piccolo o perché è troppo grande, ma deve rispondere questo a dei criteri che sono indipendenti dai gruppi di pressione. Che sono 8 miliardi di euro nell'anno. 8 miliardi e mezzo. Allora voglio dire, la politica non può inseguire il consenso, deve manifestarsi e chiedere su quello che programma il consenso. Quindi per me le schede possono essere o potevano essere un grande strumento di comunicazione anche elettorale, perché erano e sono un'assunzione di responsabilità. E questo è il presupposto, e secondo me i cittadini condividono più della classe politica intermedia e anche quella dei livelli superiori questi fatti. Perché se noi chiediamo a una persona vuoi operarti in un posto dove fanno 500 o 5.000 interventi all'anno o in un posto dove ne fanno 60, è logico che uno va dove ne fanno di più, perché c'è maggior casistica e c'è maggiore professionalità.
le schede si sono fermate ad un certo punto, perché prima erano in corso delle elaborazioni che potevano costituire una base per il dibattito in commissione. Cioè, come dire, io credo che sulla sanità, a prescindere dal fatto che io non condivido quello che ha fatto questo governo, che ha agito attraverso una politica di tagli lineari, non tenendo conto che esiste una grande diversità fra le regioni italiane, come esiste anche una diversità all'interno di una regione come la nostra, voglio dire. Non dimentichiamo che il Lazio, stesso numero di abitanti, spende il doppio di noi per avere dei paga le siringhe 3 volte tanto. Ecco, quindi voglio dire, a prescindere da questo, secondo me, un salto di qualità che si poteva fare era questo, cioè migliorare il nostro sistema attraverso schede coraggiose, a prescindere da quello che diceva il governo. Ripeto, io non so perché si sono fermate le schede, a me è stato detto che l'incertezza della programmazione governativa, che continua a emanare regolamenti e decreti anche in questa fase, poteva rischiare di portare il Veneto a fare passi in avanti, a fare anche dei sacrifici sull'altare di una migliore organizzazione e poi trovarsi come quelli che ci hanno creduto e gli altri ci hanno goduto. Allora, ripeto, io non voglio in questa fase esprimere giudizi. Io credo che quando le schede verranno in commissione verranno esaminate per l'efficacia dell'azione che sottintendono. Cioè, non è possibile accettare una mediazione politica legata al mantenimento di consenso e delle relative clientele. Questo siamo d'accordo. Nel senso che chi lo fa se ne assumerà la responsabilità. Questo non c'è dubbio. Però Allora, queste schede alla fine verranno fuori. Quando verranno fuori? Le politiche devono essere fatte a fine febbraio. 24, 22, 23. Diciamo che noi rischiamo di aver perso 4-5 mesi. Anche di più. Questo è il tempo. No, io penso di più, perché ora che viene fatto il governo, che viene sistemato usciranno tutto. a marzo. Il piano è stato approvato a giugno, metà giugno? A giugno, Giusto. tra marzo e aprile anche. Sì, Marzo, diciamo aprile. che comunque... E poi bisogna portarli in commissione, la commissione deve dare il parere, andare in consiglio per l'approvazione. No, insomma, no, in consiglio no. In commissione e poi tornano in giunta. torna in giunta. Per l'estate ce l'abbiamo. Per l'estate. Voglio Da un anno dopo. sottolineare ai telespettatori, Sì. che insomma, per quelli che hanno fiducia nella Cioè, commissione, un anno però di programmazione persa. Di attuazione. E di attuazione, fermi sì. un attimo. Vorrei spiegare ai telespettatori che hanno fiducia nella commissione, per quelli che non hanno fiducia è già risolto, che noi abbiamo modificato il parere vincolante, ma il parere rimane vincolante, ad esempio, in tutte le dotazioni organiche, cioè non è possibile fare una programmazione senza le dotazioni organiche, per cui la Commissione non è più vincolante sulle schede, ma è vincolante sulle dotazioni organiche, per cui voglio dire... Un po' di potere ce l'avete di dire alla Giunta? No, un po' di potere, nel senso che noi, essendo il nostro parere obbligatorio, quindi la Giunta non può procedere senza, è evidente che insomma... Cioè, o queste schede migliorano la qualità dei servizi ai cittadini, altrimenti per ciò che mi riguarda non esprimerò nessun parere, perché io se non condivido l'efficacia, perché dovrei dare un parere compiacente? Dunque io devo dire che intanto faccio una premessa, nessuno dei presenti è candidato alle politiche. Assolutamente, quindi possono parlare tranquillamente, non siamo in par condicio, qui non c'entra niente, esprimono liberamente il loro pensiero politico per il gruppo che rappresentano nell'ambito della regione. Adesso non vorrei, della regione non vorrei sbilanciarmi troppo. In questo momento nessuno è candidato, No, questo momento nessuno è candidato, al momento in cui registriamo nessuno ha la possibilità di essere candidato. Allora, un'altra cosa che dico, allora voi avete esiste, direttore, scusi, una eterogeneità nelle posizioni, perché magari nei gruppi più numerosi esiste una territorialità che vuole pesare, che lega le ambizioni di quelli che sono stati in passato consiglieri o quelli che lo vogliono diventare, per cui pensano che mobilitando il territorio, spesso spaventando in buona fede anziani pensionati e gitanti veneziani,
questo comporti invece quello che dovrebbero chiederci e imporci i cittadini del Veneto, è quello di dire fate delle regole, dovete rispettarle voi per primi fino all'ultima riga. Allora, io devo dire questo quello che è passato presso la gente è che voi siate una commissione particolarmente efficace ed efficiente. Voi il lavoro che avete fatto lo avete fatto. Adesso non vi sentite frustrati che state lì, il Consiglio, e la Giunta vi porta qualcosa, cosa fa la Giunta, non lo so, state lì che approvate una prova e dite ma cosa abbiamo fatto fino adesso? Qui, questo è un nodo centrale che esula perfino dalla sanità, cioè questo è un nodo politico, vero? Sì. Cioè, fra l'altro quando si dice la programmazione dei servizi, in questo caso sanitari, piuttosto che quelli delle strade, spetta al Consiglio, e secondo me, logica conseguenza di tutti i cittadini normali direbbe ma allora decidono loro la programmazione. No, noi aspettiamo che ci facciano la proposta su cui noi poi diamo un parere anche modificandolo. Quindi è proprio sbagliato il concetto, dovremmo programmare noi con il supporto di chi ha gli uffici, le analisi, le competenze e dire dacci le analisi, vediamo i parametri che abbiamo tu Giunta metti in esecuzione e noi facciamo la proposta, tu fai che hai l'esperienza di essere esecutivo la correggiamo, la facciamo. Questo non avviene. Grazie per la chiarificazione. Secondo me, perché il cittadino si aspetterebbe questo, altrimenti non ci capisce. Però l'altra questione che diceva il collega Padrin è sulla fiducia dei cittadini e il lavoro. Il problema è che quando poi un'istituzione è la prima che non rispetta le regole, noi siamo dati con il piano anche dei tempi, abbiamo scritto delle date all'ora, siamo abbondantemente oltre. Ma poi, sempre Padrin, lo cito perché devo dire su questo, guarda, vi riconosco che appunto è vero, abbiamo lavorato in Commissione Sanità, poi siamo arrivati a conclusioni diverse sul voto perché ovviamente abbiamo anche idee politiche, riferimenti. Però avete lavorato per la gente. Abbiamo lavorato, ognuno ha portato chi più chi meno, chi ha portato dei contributi positivi e costruttivi. Però poi alla fine lui lo stesso ha sollecitato moltissimo, lo stesso esecutivo e ha portato anche un esempio addirittura dei costi che ci costa la mancata attuazione, perché se non intervieni quanto ti costa non intervenire? Lui se lo ricorderà senz'altro. Ma glielo chiediamo, adesso Padrin ce li dice. Questo è un dato che io non riesco a capire, cioè pur con tutte le ragioni per cui le elezioni, ma bastava lo portassero 4 mesi fa, non c'erano elezioni e quest'ora saremmo forse già chiuso la dotazione, scontenti e contenti, ma ci sarà una motivazione per cui se ti senti di avere la ragione tu dici ho delle dotazioni aggiuntive lì, le sposto di là, faccio un intervento nel territorio, non abbiate timori perché io vi assicuro che... E quello lo motivi, lo spieghi e la gente devi convincerla. Ma a voi hanno dato delle spiegazioni? No, io non so, guarda, cioè, il problema è che anche, io parlo di quelle pubbliche, dopo quelle che intervengono privatamente non lo so, ma le risposte pubbliche chieste e in commissione, ma anche pubbliche chieste, non le ho mai viste rispondere pubblicamente. E però nel contempo ho visto delle cose che invece tradiscono questo poco rispetto delle istituzioni e fra gli organi e le istituzioni, che mentre non si dà risposta sui ritardi si fanno, perché magari sono anche dovute oppure qualcuno ha anche secondo me eccesso di zelo eccetera, fanno gli atti che incidono sulla programmazione, lo diceva prima i colleghi. Cioè, li fanno perché il 18 dicembre, il 24 dicembre fanno delibere che incidono sulla programmazione. E come che quelle dicono, che diceva quello di Extralea, ma non solo. Ce ne sono anche altre delibere fatte che incidono su questo, l'epatite. E voi lo venite a sapere in consiglio in pratica? Le abbiamo sapute perché leggiamo... Perché la Giunta le fa e basta. Adesso questa di Extralea è una CR, quindi viene anche in commissione. Viene in commissione, ma nel frattempo è passato un messaggio alla gente, perché poi ognuno di noi devastante. Alla gente, secondo me deve venire in commissione e se noi gli dessimo un parere negativo o lo stravolgessimo non è attuativo. Invece è passato fra la gente il messaggio dice dal 1° gennaio non paghiamo più è scritto così dal 1° gennaio non si pagano più gli assegni. È incredibile. Questo è proprio una cosa che diamo a Padrin atto della sua sincerità e lealtà. Padrin, diciamolo chiaro, quanto ci si rimette con questo ritardo? Tu lo sai, tu saresti parte della maggioranza, però sei un uomo vero. Allora, diciamo che noi dobbiamo calcolare una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Ci stiamo rimettendo 10 milioni. Fermo là, diciamo pausa pubblicitaria. Lo diciamo, continuiamo dopo la pausa pubblicitaria. Padrin ci sta dicendo quanto ci costa il ritardo della Giunta.
Allora, siamo ancora qui. Dottor Padrin, 10 milioni di euro calcolati dalla Commissione o da te per i ritardi della Giunta. Ma queste spese ricascano sulle tasche dei cittadini. Sì, diciamo che sono 10 milioni che potevano essere spesi meglio. Eccoli. È questo il concetto. Tenendo presente che ci sono dei fatti, no, che poi ci vengono proposti in modo più o meno eclatante, ma che vanno visti in un'economia complessiva. In questi giorni c'è un dibattito sui privati accreditati ambulatoriali. Significa una spesa di 170 milioni di euro che viene ridotta da 170 a 140 con una delibera. Allora, se io penso a alcune aree della nostra regione dove ci sono degli ospedali, non solo che sono inutili, ma che rischiano di dare un cattivo servizio ai cittadini. Chiudendone uno potremmo triplicare il servizio che ci fanno i privati accreditati, perché stiamo privatizzando la sanità. No! Il 2% di quello che costa la sanità del Veneto è dato ai privati accreditati ambulatoriali. E poi mi pare che siano ben scelti, no? Quindi voglio dire... Accuratamente scelti prima di dare però è un ragionamento questo serio, perché io che sono, come sa, sempre ci scontriamo pubblico-privato, però se io voglio tagliare da 170 e recupero 30 milioni, faccio un bel danno a quei privati, ma non recupero un fico secco però non recupero niente della spesa complessiva, sugli 8 miliardi e taglio 30 milioni ai privati, ma per amore del cielo, con rischio di tagliare posti di lavoro e basta. No, ma sicuramente. No, ma tagli servizi che per essere prodotti costano di meno rispetto al pubblico. Tra l'altro. Quindi poi c'è sempre dimostrato, poi è vero che da quella storia del ticket e super ticket ci sia qualche che il privato costa meno nella produzione. Qualche asino che si alza in piedi dicendo state privatizzando la sanità. Io rispetto quell'asino perché non sa. Però voglio dire, stiamo parlando di questa dimensione. Allora, un ospedale, ma potremmo fare i nomi di più di uno nel Veneto, da 200 posti letto che non serve in un'area in cui di posti letto ce ne sono già 1000, ecco, e su un'area di 200.000 abitanti basterebbero 400 posti letto, tanto per anche meno, ma insomma tra riabilitazione e acuti, cioè vuol dire, noi chiudendo quell'ospedale potremmo raddoppiare le prestazioni che compriamo, magari dicendo al privato tu me ne sconti il 30-40%, perché poi alla fine non è che abbiamo bisogno tutti del trapianto di cuore, è quando hai bisogno di un TAC che il medico tu ti dice non è urgente, ma non sarà urgente per il medico, ma tu non ci dormi la notte. C'è anche un altro passaggio importante. Se io riduco il numero dei ricoveri impropri o delle giornate di degenza impropriamente fatte all'interno dell'ospedale, dove un posto letto mi costa 400, 500, eccetera, e attivo invece delle strutture intermedie dove il costo è 150 euro, 120, 170, chiaro con la stessa qualità di assistenza, no? Però è un ricovero appropriato, è un'assistenza appropriata. Qui produco il risparmio, qui produco il potenziamento del territorio che mi consente anche di dire che do una parte un servizio di qualità al cittadino e anche ottengo una riorganizzazione che mi dà anche un risparmio. È su questo che si gioca, sulla classificazione degli ospedali, perché stiamo partendo bespoke adesso insomma sono tutti dei termini per dire c'è l'ospedale di riferimento che fa le eccellenze e gli altri di base invece nel territorio che però fanno sempre riferimento. Poi potete recuperare del personale dagli ospedali piccoli, no? Che stiamo pagando, è su questa riorganizzazione che stiamo pagando. Allora c'è una delibera sempre di fine anno, perché fine anno Tatac vi sparano che ha definito le nuove tariffe per le strutture ospedali di comunità, stati vegetativi, hospice, tutti in riduzione rispetto a precedente. Però questa è una riduzione che riprogramma. I calcoli chi li ha fatti? I calcoli li ha fatti la Giunta, li ha fatti la direzione della sanità. Anche su questo vorremmo metterci un pochettino becco, perché alcune scelte sembrano a mio giudizio un po' troppo penalizzanti. Però questa è stata una programmazione portata avanti che adesso ti consente nel 2013 di riprogrammare questi servizi sapendo che ma vi hanno tagliato fuori rendere flessibile più gli standard, perché non è pensabile, adesso arriva in commissione. Non è pensabile che con gli stessi standard il servizio costi meno, vuol dire che tagli. Ma arriva in commissione dopo che l'hanno resa esecutiva e se voi non lo approvate cosa succede? Cambia. Devono cambiarla. C'è un dato prodotto dall'IPASVI che sono i collegi degli infermieri che dicono, lo dicono gli infermieri da un lavoro che hanno fatto loro,
che non c'è, cioè, esiste una sproporzione fra la produttività di infermieri e medici nei grandi ospedali rispetto ai piccoli ospedali. Certo. Quindi il dato... Lo dicono loro però. Lo dico in un lavoro che è stato fatto dagli PASVI regionali. Nel loro consiglio, Certo. sì, ultimo. Sì. Un'altra fonte di risparmio è la riorganizzazione in termini di utilizzo opportuno del personale. Anche gli infermieri, Certo. Questo è il senso, nel senso che dove gli ospedali sono poco qualificati, non sono strutturati nelle giuste proporzioni fra personale e posti letto, tu hai un uso è un termine, è un verbo che chiedo scusa, un utilizzo del personale che non è adeguato, per cui tu hai un grande professionista che gli fai fare delle cose che può fare tranquillamente qualcun altro o meno di quelle che potrebbe fare se il reparto fosse strutturato in un modo diverso. E adesso si lavora per intensità di cura e intensità di assistenza, che vuol dire riorganizzare tutta la complessità del lavoro all'interno dell'ospedale, ma anche del territorio. No? La presa in carico della persona deve essere fatta. Ma voi poi che nella programmazione appropriata. avevate già dato delle linee di salvaguardia delle comunità montane, delle zone a rischio, delle zone particolari, alte specialità, eccetera. Quindi avete fatto un gran lavoro. Il decreto Balduzzi in molte parti fa riferimento al nostro piano sociosanitario, anche potenzialmente per esempio delle cure primarie. Cioè, i tecnici a Roma l'hanno letto bene prima di... Decreto Balduzzi che è meglio. Sì, però Antonino Pipitone, tu come medico ti sentirai anche un po' defraudato da Balduzzi, insomma. Balduzzi ogni tanto spara, no? Beh, diciamo che tante proposte che vengono da quel ministro mi lasciano sconcertato, mi sembrano spesso delle cose buttate là. Faccio un esempio che con gli esempi ci capiamo meglio, no? Prima una delle cose che ha fatto scalpore è il fatto di questa nuova patologia, la ludopatia, no? Il fatto che tante famiglie, che tanti soggetti sono un po' vittime delle macchinette, gioco d'azzardo, gratta e vinci, lotto, e poi scopriamo che quindi dovevano essere aperti dei reparti per soggetti con questa nuova patologia, e poi nell'ultima finanziaria che hanno fatto hanno votato l'apertura di 9.000 sale di videopoker. E allora o non conti niente ministro, ci prendi per i fondelli. Sono come gli spacciatori davanti alle scuole. Ma tornando e anche con la storia delle sigarette, no? Scusami, tornando alla nostra sanità, guarda, c'è un dato importante che secondo me, se non lo cogliamo come sanità complessiva, ci porta alla deriva, perché adesso nel 2014, se non sbaglio, si va all'apertura delle frontiere, quindi uno può farsi curare dove vuole e poi dobbiamo pagare. Nel Veneto negli ultimi anni c'è stato purtroppo, colpa dei governi che ci sono stati fino adesso, c'è stato un abbassamento della qualità complessiva dell'offerta sanitaria. E questo lo testimonia il fatto che sono sempre più i veneti che negli ultimi anni vanno a farsi curare in altre regioni. Questo è un dato. Faccio l'esempio, sempre che ci capiamo meglio. Per l'ortopedia vai di più in Emilia, piuttosto per l'oncologia vai in Friuli, per la riabilitazione cardiologica vai in Lombardia e così via. Cosa significa questo? Che piuttosto che, quindi con tutto il rispetto di bravissimi colleghi che abbiamo, però abbiamo tralasciato di più le eccellenze, le grandi qualità che attraggono e creano poi virtuosità professionale, perché se hai un bravo primario poi tutti cresciamo, capito? Guardando più invece all'appartenenza politica. Allora, un governo politico che fa queste cose nel tempo devasta la qualità dell'offerta sanitaria, e penso, e Padrin su questo è assolutamente d'accordo, presumo come tutti i colleghi, penso che noi dobbiamo dare molta più attenzione alla qualità dei nostri primari, delle nostre professionalità apicali, perché qua soprattutto a Padova abbiamo avuto noi i Pagani, abbiamo avuto i grandi primari, voglio dire che sono diventate scuole internazionali. Bisogna tornare a questo, dico. Ma lo fai solo, per esempio in alcune strutture private, faccio l'esempio di Negrarsi, siamo andati a vederlo, hanno preso hanno assunto dei bravissimi medici italiani che stavano all'estero e se li sono portati qua, perché nel privato, perché nel pubblico questo oggi non si fa, o non si fa abbastanza, o non si fa come si dovrebbe, non si capisce. Con questo io penso che sia una linea generale su cui noi dovremmo puntare nei prossimi anni. Una domanda a voi prima della chiusura.
Voi siete tutti ovviamente competenti e particolarmente appassionati della sanità che il Veneto doveva erogare ai cittadini, perché ve la siete studiata, l'avete portata a programmazione e state qui adesso che aspettate che venga messa in atto. Cosa pensate delle scelte adesso che sono state fatte e che poi verranno fatte a cascata dei direttori generali nuovi? Una vostra opinione personale, secondo i vostri gruppi, le vostre idee politiche. Per te no. Sono uomini di partito? Hanno scelti tecnici? È uno dei temi che non ho mai seguito in più di 10 anni in Consiglio regionale. Hai guardato bene le amicizie e le appartenenze? L'insieme delle nomine mi sono sembrate anche un po' fuori non è che io non mi pare che queste siano le nomine assolutamente tecniche. No, le migliori in assoluto. Non sono le migliori in assoluto, ma è anche vero che sono state fatte alcune scelte coraggiose, nel senso che si sono anche fatte delle scelte che non mi aspettavo. Io me ne sarei aspettato. Allora, una buona scelta, sì. Secondo me. Il problema è come avvengono le modalità con cui viene questa scelta. Anche qua si è sbandierato che si sceglievano con grande professionalità, si è incaricata la società che doveva... Alla fine, cacciatori di testa, alla fine sempre quelli. Secondo me, nella sanità, questa è una mia convinzione, nella sanità i manager che dovrebbero gestire le ASL, premesso che secondo me sarebbero da dimezzare le ASL nel Veneto, bravo. Secondo me sì, cioè una cosa è insostenibile, guardi, ne discuteremo un'altra volta. Potremmo averne 7-8 ASL. Ma sì, e sarebbero già sufficienti 7-8. Il problema è che allora il manager di questa struttura deve essere un manager che secondo me abbia una formazione alle spalle in un campo sociale e sanitario, cioè che abbia quella sensibilità anche acquisita anche professionalmente, perché è un problema anche culturale, il che non vuol dire che ci siano dei bravi manager a gestire la produzione industriale, che poi mi fanno anche, potrebbe succedere, ma io chiederei un qualcosa in più, cioè che questi devono avere un'esperienza non di 5 anni di esperienza manageriale, così generica, ma di sensibilità culturale e sociale in questo campo. Sinigaglia, il limite dei 65 anni ci ha privato anche di qualche personalità molto esperta, o no? No, fra altre cose mi sembra che Zaia abbia anche portato il limite a 60 anni piuttosto che a 65, quindi ha agito riducendo il limite d'età. Beh, ce n'è uno da 61. Sì, uno da 61. E quindi al di sotto del limite della proposta della legge. Io ho esplicitato questo commento, auguro a tutti un buon lavoro, perché a questo punto poteva essere migliore, poteva essere peggiore, questi sono stati nominati e quindi con questi bisogna lavorare e bisogna dare garanzia anche a tutto il Veneto che questa è la scelta migliore. Bisogna stare chiedrio anche a questi. È la scelta. Bisogna stare chiedrio però. Mi sarebbe piaciuto adottare completamente il nuovo sistema della nomina dei direttori generali, e cioè che oltre alla selezione per titoli, eccetera, per selezione che dà attività dirigenziale, preparazione, cultura sociosanitaria, ci fosse anche la motivazione, la spiegazione perché uno ha scelto Tizio in quel luogo piuttosto che Caio nell'altro luogo. Perché funziona anche per obiettivi, no? Tu vuoi per esempio riorganizzare la sanità nel Basso Veneto perché prevedi che fra 3 anni Adria e Rovigo avranno una fusione, un'organizzazione, incarichi queste due persone. Ma sei sicuro che hanno pensato a questo? Non sei sicuro? Non è questo che che gli sarebbe piaciuto, mi sarebbe piaciuto che dietro anche la scelta sicuramente. Poi vedo che ci sono anche delle scuole, la scuola di Verona che ha una sua impostazione, riconferme nel veronese, la scuola di Treviso che ha avuto una sua estensione anche territoriale perché ha avuto una sua storia, una sua estensione territoriale. E so anche benissimo che dietro anche queste scuole ci sono anche dei riferimenti politici, ma questo non mi stupisco perché è chiaro che devo anche dare
atto del perseguimento degli obiettivi e del raggiungimento degli obiettivi a chi mi ha nominato, no? Ed è su questo che giochiamo anche poi la riconferma dei direttori generali, ed è su questo che ritorno sul piano sociosanitario, individua che oltre agli obiettivi di tipo economico che devono raggiungere i direttori generali, devono anche saper riorganizzare il territorio, quindi avranno il parere anche della conferenza dei sindaci, e anche la commissione entrerà nella valutazione anno dopo anno dei direttori generali. Quindi ecco, è anche questo che mi consente di dire, è una novità, questa è la novità della valutazione della questo mi consente di dire, insomma, sono questi, auguro loro buon lavoro e tocchiamo un attimino di appunto valutare. Abbiamo fatto i danni con il piano. Voi due da questa parte, cosa pensate? Adesso le nomine sono quelle, sono avvenute. Che cosa avete, dai, facciamo il gioco della verità, cosa avete pensato la mattina, prendo il giornale e dicendo questi sono, e leggendo quegli scarni curricula che hanno messo a fianco? Beh, Padrini ha detto lo sapevo già. No, però devo dire che pur con il dispiacere di qualche non nominato, non riconferma, perché poi esiste anche un'umanità anche nei rapporti che si hanno. Secondo me Zaia ha fatto un buon lavoro, cioè nel senso che alcune riconferme territoriali si sapevano, era giusto, insomma, no, cioè dici in quella città c'è quella persona che è legata così, no, c'è qualcuno che ha lavorato bene, che è stato riconfermato. Ci sta che sia così, questo voglio dire, perché non è che tu puoi pensare, però ad esempio in molte parti, specialmente nella parte orientale della regione, sono state fatte scelte di persone che io vorrei che noi scommettessimo dei soldi per immaginare cosa votano, e credo che li perderemo. Allora, come dire, il problema non è se Sinigallia propone un direttore generale o Pietrangelo o io, cioè, non è chi io propongo, è la qualità di chi è proposto, perché il fatto di segnalare dei direttori generali credo sia un contributo che si dà, perché si va a celebrare, a onorare, a evidenziare delle qualità. Poi nel decisore la responsabilità, il merito e la colpa della riuscita. Però secondo me ci sono sicuramente in questa tornata 7-8 direttori generali che sono stati scelti per le caratteristiche individuali, a prescindere dalle conferme, a prescindere da cosa votano. Certo che quello che per me è inaccettabile è che un direttore generale faccia militanza, perché è un disonore per l'incarico che ha ricevuto ed è offensivo nei confronti di chi in maggioranza non è. Per cui voglio dire che poi uno abbia una storia, per carità, anche sulla via di Damasco qualcuno, no? Per cui voglio dire, a prescindere da questo, un direttore generale deve essere valutato per le caratteristiche che ha. Secondo me le scelte che sono state fatte, specialmente in alcune aree, non sono scelte chiuse. Allora, ancora peggio, scusa, se non ha autonomia. Perché è vero che deve raggiungere gli obiettivi, capacità, no? Esatto, e deve avere autonomia, perché se è solo esecutore, se uno è forte di suo, e tu gli chiedi una cosa sbagliata, ha toccato un nervo scoperto. Sinigallia ha toccato un nervo scoperto, gliene diamo atto. Grazie perché sei stato sincero. Pipitone, tu sei stato perplesso la mattina quando hai aperto il giornale. Io lo so che ci sono stati alcuni nomi che tu hai detto quello mi farà il direttore. Tanti auguri, è vero o no? Innanzitutto la perplessità, che comunque è stata per me una conferma, è che una scelta politica chiara c'è stata, tutti quelli nominati da Galan come Diaria non ci sono più, quindi una scelta politica c'è stata, in linea di massima, nel senso di area galaniana. Di area sì. Poi si sono spostati durante. Ce ne sono stati alcuni, si sono ricollocati. Sì. Anche là Zaia ha fatto una scelta, mi pare un 50%, riconfermato un 50% di novità, anche per creare forse non ti è sembrata tanto la novità in alcuni casi? Sì. Cioè io per esempio ho visto alcuni nomi e ho detto ma quello... Io mi sono meravigliato di alcuni soggetti di cui non ho mai sentito parlare come capacità. Speriamo che le esprimano in futuro. Di emergere, che avevano in gran parte ruoli anche non proprio primari nella gestione della cosa, e questo mi pare che potrebbe essere, non so se è un meno o male, lo vedremo. Anch'io come Sinigallia, io spero che ovviamente li vedremo ovviamente all'opera, però è chiaro che devono avere,
li ha scelti Zaia e devono rispondere ovviamente a lui, però prima che a lui dovranno rispondere anche ai cittadini. I cittadini del finanziamento, i soldini del finanziamento sono dei cittadini. Ai cittadini innanzitutto, perché sai, quando un direttore generale taglia un ambulatorio perché magari pensa che è giusto fare una cosa, dà dei servizi piuttosto che altri, e sono scelte importanti che poi, come al solito, non si parla più di scelte politiche, ma si parla di scelte che poi ognuno paga con la propria, diciamo, con i propri interessi, con la propria salute, eccetera, piuttosto che a guadagnare qualcosa. Quindi in questo senso, per quello che mi riguarda, io starò molto attento. Un'altra cosa che mi ha meravigliato, devo dire, è che c'erano soggetti molto qualificati, anche qua a Padova, non hanno avuto, a mio avviso, per quello che sapevo io, dei ruoli che potevano avere importanti, perché secondo me si li erano guadagnati sul campo, ma questa, ribadisco, è la mia opinione di persone che conosco, quindi mi permetto di dare un giudizio negativo su quelli che devono ancora iniziare, però posso dire che altri che sono stati tenuti fuori e che erano candidati avevano le caratteristiche per poterlo fare, e anche là io non so che tessera politica questi avessero in tasca. Li inviteremo qui pian piano, cercheremo di capire. Ma non voglio fare nome, per carità, però c'erano dei soggetti che hanno dimostrato di essere... Allora, la regia mi dice che il tempo è scaduto. Voi tutti poi avete degli impegni, perché questa sera avevate tutti degli impegni. Vi ringrazio per essere stati qui. Ringrazio Leonardo Padrin, Presidente della Quinta Commissione, Sinigaglia, Vicepresidente della Quinta Commissione, Pipitone e Pettenò, componenti di questa Commissione. Ringrazio anche i componenti in generale della Commissione Sanità, perché tutti insieme hanno cooperato per darci quel piano di cui non vediamo ancora luce. Grazie a voi tutti, vi aspetto alla prossima trasmissione, soprattutto buona salute a tutti, ed è un augurio di cui abbiamo tanto bisogno.